Grave furti nella Marca trevigiana, nella zona del Monte Bellunese, arrivati da Mestre rinforzi tra i carabinieri per il ponte del 1° novembre. La comunità di Vittorio Veneto stretta attorno alla famiglia della mamma morta dopo aver dato alla luce il 5° figlio. La solidarietà, dice l'assessora sociale, prosegua anche nel futuro. Prostituzione minorile a Treviso, segnalati casi che riguardano minori non accompagnati, l'appello di Casugana alla cittadinanza a denunciare i casi di sfruttamento. La polizia di Belluno e Treviso hanno scoperto in un'abitazione di Vittorio Veneto una piantagione di marijuana gestita da un insospettabile trevigiano e da uno straniero di 24 anni. Assunzioni nella pubblica amministrazione off limits per le donne in gravidanza, la denuncia della CGIL, diverse le segnalazioni arrivate di lavoratrici penalizzate perché in attesa di un figlio. L'amministrazione comunale di Macerata esce dal coordinamento nazionale degli enti locali per la pace, dai cartelli di ingresso alla paese via la scritta città della pace e scoppia la polemica. 8 nuove aree di sgambatura per cani saranno realizzate a Treviso entro la fine del 2020. Casugana ha poi deciso di stanziare 4.000 euro l'anno per finanziare l'accoglienza di 40 trovatelli al Gattile di Conegliano. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli: arrivano i rinforzi nella zona di Montebelluna per contrastare la raffica di furti registrata nelle ultime settimane. In queste ore è stata attivata un'autentica task force tra i carabinieri della zona e la squadra di intervento operativo del battaglione Mestre. 5 uomini in più che si divideranno in 2 pattuglie, soprattutto nelle ore serali. Da Mestre arrivano i rinforzi in aiuto dei carabinieri di Montebelluna, Nervesa e Volpago dopo l'escalation di furti registrata nell'ultimo periodo, cui si è aggiunta un'allerta social che certo non ha contribuito a rasserenare il clima, come ha dimostrato alcuni giorni fa l'aggressione di 3 operai scambiati per ladri fuori da un supermercato. Insomma, l'Arma vuole lanciare un ulteriore messaggio di presenza. Il dispositivo è già attivo da ieri, come spiega anche il comandante della stazione di Montebelluna, Sabatino Piscitello, che pochi giorni fa ai nostri microfoni aveva chiesto maggiore collaborazione ai cittadini. Prima rivolgersi alle forze dell'ordine, poi ai social. Tutto quello che si scrive ha una conseguenza, non può essere tralasciato, deve essere vagliato, quindi che l'informazione intanto giunga il più, come ho detto prima, genuino possibile, ma soprattutto quando si scrive nei social network avere consapevolezza di quello che si imprime sulla tastiera. Appello condiviso anche dal sindaco di Nervesa, che ai suoi concittadini proprio in questi giorni ha lanciato un appello preciso. Io ho naturalmente detto ai miei concittadini che la cosa principale è rivolgersi alle forze dell'ordine, senza mandare messaggi in Facebook che potrebbero peraltro anche creare, diciamo così, dei disguidi. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi alle forze dell'ordine in modo tale che loro possano intervenire tempestivamente. La task force tra carabinieri della zona e battaglione di Mestre proseguirà per tutta la settimana in concomitanza con il ponte di Ognissanti, da sempre uno dei periodi più critici dell'anno, visti numerosi spostamenti e le relative case vuote. Ed ora a Vittorio Veneto, dove le assistenti sociali del comune si stanno già adoperando per dare un supporto in questo momento drammatico alla famiglia della mamma 39enne morta dopo aver dato alla luce il suo 5° figlio. Una comunità unita ma allo stesso tempo discreta e rispettosa dei tempi del dolore. Dalla parrocchia alla Caritas fino al comune, Vittorio Veneto è pronta a dare tutto il supporto possibile alla famiglia di Marie-Louise. La mamma camerunense è morta per un tumore al seno all'ospedale Cafoncello poco dopo aver dato alla luce il suo 5° figlio. Noi siamo il comune ma siamo anche persone e quindi siamo particolarmente vicini a questa famiglia, in modo particolare ai bambini. Abbiamo cercato di dare una mano al padre per le pratiche del caso, risolvendo alcuni problemi pratici, e od ora ci concentriamo la nostra attenzione tutta sui bambini in primis. Saremo ovviamente a disposizione per tutto ciò che può alleviare la fatica di questa situazione, ma anche aiutare i bambini a crescere il più serenamente possibile. Uno strazio inimmaginabile quello del marito Lambert e dei suoi piccoli, che saluteranno per l'ultima volta Marie-Louise l'11 novembre nella chiesa di Sant'Andrea, una testimonianza, proprio quella del marito, che colpisce profondamente. Non piango mai, ma mi trovo sempre che piango, perché questa donna mi ha lasciato un vuoto nella vita,
ma per ringraziarla darò il massimo per fare crescere bene i suoi figli. La Caritas ha aperto per questa famiglia un conto corrente. Da tutta la provincia ci si sta mobilitando per aiutare il papà nello sforzo enorme che lo attende. Ora la speranza è che la solidarietà vada oltre il momento specifico e che si possa davvero inserire questa famiglia in una rete di famiglie, di solidarietà che aiuti e che supporti la crescita di tutto il nucleo familiare. Ed ora voltiamo pagina e parliamo di prostituzione minorile nella Marca, segnalati casi che riguardano minori non accompagnati. L'appello del Comune di Treviso alla cittadinanza attive a denunciare i casi di sfruttamento. I dati sulla prostituzione sono importanti, principalmente ovviamente tocca le donne, ma non solo. Abbiamo dei dati che riguardano anche ragazzi, minori. Un fenomeno, quello della prostituzione, che non conosce crisi sulle strade di Marca e che si sta adeguando ai tempi e ai nuovi flussi migratori, allargandosi ai minori, profughi in particolare. A confermarlo è anche Gloria Tessarolo, assessore comunale alle politiche sociali di Treviso, che accanto a Caser è il comune trevigiano che fa parte del progetto Nave, acronimo che sta per Network Antitratta per il Veneto. Le statistiche in genere aprono, spalancano degli interrogativi importanti, soprattutto sui minori non accompagnati. E lo sfruttamento dei minori non accompagnati, di quei bambini e ragazzi che arrivano in Italia senza genitori, è uno dei lati più inquietanti delle nuove vie della prostituzione. I casi, tutti trattati con la massima delicatezza, più che da Treviso città, arrivano dalla provincia. L'assessore si appella ai cittadini. Una cittadinanza attiva e consapevole può aiutare moltissimo. Restano i numeri del network Nave, che solo quest'anno ha garantito assistenza e inserimento sociolavorativo in tutto il Veneto a un centinaio di donne e uomini vittime di tratta di età compresa tra i 13 e i 66 anni, di 28 nazionalità diverse. A coordinare i lavori la Regione del Veneto, che chiede però strumenti più incisivi sul fronte normativo. Una regolamentazione, ma soprattutto delle leggi chiare anche per chi oggi porta queste persone a prostituirsi oppure a avere fenomeni di sfruttamento lavorativo. Continuiamo ora con la cronaca. In casa un essiccatoio, bilancini e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente. Fuori il campo coltivato a marijuana. L'azienda agricola dello stupefacente è stata scoperta a Vittorio Veneto, era gestita da un insospettabile trevigiano e da uno straniero di 24 anni che dimorava da qualche giorno in un dormitorio a Belluno. Il blitz della squadra mobile nella giornata di ieri, quando i poliziotti di Belluno e Treviso si sono mossi all'unisono. Lo straniero è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza emessa dall'autorità giudiziaria di Torino per detenzione e spaccio di droga. A Vittorio Veneto è stato identificato e denunciato il proprietario della villetta dove è stata trovata a dimora una piantagione di marijuana. Si tratta di un trentenne che nelle scorse settimane era stato segnalato da alcuni residenti insospettiti da insolito via vai di giovani. Ed è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Riese Pio X, un operaio incensurato di 50 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva nascosto in casa 3 kg e 450 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga. L'operaio è stato quindi collocato in regime di arresti domiciliari. Questa mattina presso il Tribunale di Treviso è stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Sui cartelli di ingresso al paese di Maserada sul Piave non si vedrà più la scritta Comune per la pace. La Giunta ha deciso infatti di abbandonare il network nazionale sugli scudi. L'opposizione, mentre la vice sindaca parla espressamente di provocazione ed è polemica. Quella scritta che campeggia sui cartelli d'ingresso di Maserada ormai da 17 anni, ha i giorni, forse le ore contati. Il comune infatti non sarà più Città della Pace, denominazione che accomuna 550 municipi in tutta Italia. A sancirlo una recente delibera della Giunta guidata da Lamberto Marini. Di fatto si tratta di una recessione dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, organismo che dagli anni '80 si occupa di attività di informazione sui diritti umani e organizza la famosa marcia tra Perugia e Assisi. A spiegare il perché della decisione è la vice sindaca Antonella Pellizzari, che gioca a carte scoperte. Non si tratta di una questione di costi, circa 280 euro di quota all'anno, ma di una provocazione. È una provocazione, vuole dire che tutte le città in cui non è scritto pace non sono per la pace? Può essere scritto altro.
È una provocazione, vede che clamore sta facendo questa cosa? Per l'opposizione una scelta incomprensibile, soprattutto nei confronti delle scuole, un passo falso che per l'ex sindaco Anna Sozza significa solo una cosa. Incapacità secondo me a livello politico, non capisco il motivo vero di questo, mi pare che ci sia scarsa sensibilità di comprensione. Ed è guerra quindi, ma solo di opinioni, sulla città della pace. Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, intimidazioni alle donne in gravidanza, il grido d'allarme arriva dalla CGIL. Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni off limits per le donne in gravidanza. Il grido d'allarme arriva dalla CGIL. Nell'ultimo periodo sono state diverse le segnalazioni arrivate al sindacato. Lavoratrici penalizzate perché in attesa di un bebè. Pari opportunità nel lavoro, distanza abissale fra fatti e parole, commenta Ivan Bernini, segretario provinciale funzione pubblica della CGIL. Nelle pubbliche amministrazioni per anni c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi non si effettuavano concorsi. Oggi che le pubbliche amministrazioni possono ricominciare ad assumere e quindi hanno fatto concorsi, abbiamo graduatorie, è chiaro che il fenomeno riprende in maniera più significativa. Casi di ogni tipo, ci spiega il segretario, donne che hanno partecipato a concorsi pubblici e che sono state inserite in graduatoria, ma quando vengono chiamate per accettare e firmare l'incarico alla loro onesta dichiarazione di essere in gravidanza, la risposta è quella di posticipare l'assunzione e talvolta viene chiesto loro di rinunciare. Abbiamo situazioni, le più estreme, poche, ma ci sono state segnalate anche quelle, dove a qualche donna gli si dice allora rinuncia all'incarico. E magari rispetto al fatto che la donna dice io non ho nessuna intenzione di rinunciare all'incarico perché sono in graduatoria, si sente anche rispondere e noi rendiamo non valida la graduatoria, andiamo a fare un altro concorso. Situazioni pesantissime per le lavoratrici che chiedono se questo comportamento sia normale. Spieghiamo alla lavoratrice che ci chiede se è normale una cosa di questo genere che normale non è. Chiaramente diciamo anche alla lavoratrice guarda che noi siamo qui, andiamo avanti perché su questa cosa si può operare un'avvertenza, perché non possono non assumerti o posticipare l'assunzione perché tu sei incinta. Purtroppo sono ancora molte le donne che per paura preferiscono poi lasciare stare. È inaccettabile, termina Bernini, che nel 2019 ci si trovi di fronte a queste situazioni, comportamenti che sanno da medioevo. Buone notizie per cani e gatti sono quelle che arrivano da Casugana. 8 nuove aree di sgambatura per cani a Treviso sono quelle che l'amministrazione comunale realizzerà entro la fine del 2020 in aree pubbliche o che pubbliche stanno per diventare nei quartieri. Via Nazioni Unite a San Liberale, Parco Uccio a Santabona, Vicolo San Bartolomeo, via Caduti di Cefalonia a Sant'Antonino, via Cavalleggeri a Selvana, infine Parco Ducale a Santa Maria del Sile e sulla Feltrina a San Giuseppe. 2 gli stralci, 105.000 euro la spesa prevista per il primo. È sicuramente una cosa molto importante, i cittadini ce lo chiedevano, verrà distribuito all'interno dei quartieri, quindi ancora una volta i quartieri nella nostra amministrazione verranno privilegiati e soprattutto le aree più antropizzate. Un trevigiano su 2 possiede un animale d'affezione e quindi noi stiamo rispondendo passo dopo passo a queste esigenze, sia con l'incremento delle sanzioni per l'abbandono degli animali, sia con tutte le operazioni che stiamo facendo e vediamo che abbiamo un grande riscontro in tal senso. 42.000 in città gli animali da compagnia, 10.000 i cani, ma da Casugana arriva una buona notizia anche per i gatti abbandonati. Il comune ha deciso di stanziare 4.000 euro l'anno per finanziare l'accoglienza di 40 trovatelli al Gattile di Conegliano. Stamattina appunto io sono arrivato un attimino prima perché mi aveva convocato l'assessore su un progetto che ci stiamo lavorando un attimo e così fulmine a ciel sereno mi ha detto che me l'aveva anche accettato, quasi cadevo dalla sedia. L'anno scorso ad oggi, quindi a fine ottobre, avevamo acquisito 881 gatti abbandonati, in particolare gattini, e ad oggi, quindi pari 2019, siamo a 990. Una realtà drammatica, dice De Stefano, che nel giorno di Halloween, di cui i gatti sono un animale simbolo, svela un dettaglio inquietante. Molti approfittano di Halloween per fare i cosiddetti riti satanici, vittime poverini sti gattini neri, per cui noi per precauzione abbiamo evitato di affidare gattini neri in quest'ultimo periodo, proprio con il rischio di dopo Halloween magari, se chi ha avuto il nostro no vuole venirselo a prendere, volentieri glielo daremo, certo.
Probabilmente pochi sanno che la storia della Lega di Salvini, oggi primo partito d'Italia, è partita dal Salone dei 300 di Treviso e in quella prima riunione pubblica c'erano le telecamere di Antenna 3. Questo è uno degli argomenti della nuova puntata di 40 in onda domani sera dalle 21:15. Ecco l'anticipazione. Se dovessi fare una scommessa, scommetto che è un movimento che dilagherà. Oggi potrebbe dire di aver vinto quella scommessa il professor Gianfranco Miglio, che già nel 90 raccontava come si sarebbe evoluto il movimento che oggi, dopo le elezioni in Umbria, si conferma il primo partito d'Italia. Ad ascoltarlo nella sede degli industriali di Piazzetta Sant'Andrea tanti volti allora storici della democrazia cristiana veneta, ma anche i nuovi che parlavano di federalismo sin dal 1983. Ecco allora le immagini di quel primo incontro di Treviso, dove si formò di fatto la Liga Veneta, che ben prima della Lega Lombarda elesse un deputato e un senatore, primi segnali di un partito che oggi può vantare consensi tali da ambire alla guida del paese. Ed ecco perché, scorgendo un giovanissimo Giampaolo Gobbo, tra i tanti in quel salone dei 300 si capisce perché Salvini deve davvero tanto alla Marca e al Veneto. E Giampaolo Gobbo è uno degli ospiti di 40, che nella prima puntata del mese di novembre racconterà anche il passato e il presente dei nostri vigili del fuoco, soprattutto dopo che il prefetto di Treviso ha deciso di chiedere a Roma più pompieri per la Marca. E mentre l'aeroporto Canova lavora così tanto da rischiare già adesso di superare quota voli prevista per il 2029, il locale presidio dei vigili è sostanzialmente ancora così come nel 1980. Immagini che fanno riflettere per un mestiere che è soprattutto una missione di soccorso, come per sabato scorso con l'incendio della storica ferramenta Riese. E il sindaco Guidolin sarà il terzo ospite per vedere con lui il suo paese 40 anni fa e capire, dopo quanto è successo, come sarà tra 40 anni. Riese che comunque è nella storia per ben due papi, Pio X al secolo il trevigiano Papa Sarto e Giovanni Paolo II che celebrò messa nel parco di Villa Egher quando non era ancora diventata municipio. Tutto questo venerdì sera dalle 21:15 su Antenna 3 con 40. Le immagini di ieri per capire l'oggi e farsi un'idea del domani. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo nuovamente in onda ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Bilancio col segno positivo per le attività di marketing e promozione del territorio bellunese. I dati della previsione sugli arrivi a fine anno indica 1 milione, una cifra mai vista prima d'ora. Senza marketing e senza promozione non si va da nessuna parte, ce l'hanno insegnato bene i nostri vicini ai quali abbiamo sempre guardato con un po' di invidia. Bene, da 1 anno e mezzo, da quando cioè anche Belluno si è dotata di una struttura dedicata a far conoscere il territorio oltre i confini, le cose sono radicalmente cambiate. Sicuramente la promozione fatta in questo primo anno e mezzo è stata una promozione molto buona, sta portando dei risultati notevoli sia a livello di arrivi che di pernottamenti. Il dato di previsione indica per la fine dell'anno 1 milione di arrivi, in crescita gli stranieri, il cui apporto nel primo semestre dell'anno è stato quasi del 50% con punte del 60% nei soli mesi di giugno e luglio. Un logo, Dolomiti, The Mountains of Venice, veicolato attraverso workshop e fiere internazionali in grandi eventi di promozione turistica, oltre a presenze oramai fisse su TV nazionali e straniere e sulle più blasonate riviste di settore. Penso che questi siano dati importanti nonostante il 2019 sia stato segnato anche dal post-vaia, quindi sicuramente da una condizione anche territoriale non semplice. Un punto di partenza importante anche in vista dei prossimi appuntamenti che esporranno Belluno nelle vetrine dei mondiali del 2021 e delle Olimpiadi 2026. I 5 milioni del fondo dei comuni di confine adatto in là. Nel primo anno e mezzo di attività sono stati spesi 2 milioni, 3 ne restano a disposizione fino al 2021. L'assemblea dei soci di DMO entro novembre definirà le nuove quote riparametrate dall'ampliamento della base. Gli ultimi ingressi saranno quelli di App Industria, Ville Venete, Longarone Fiere, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e Consorzio Piave DOP. Presto arriveranno i bandi per l'implementazione della struttura operativa, senza scordare il coordinamento con Fondazione Dolomiti UNESCO. Ma devo dire che il rapporto, soprattutto all'interno del Consiglio direttivo, è molto positivo, si può lavorare in sintonia insieme col nuovo Presidente che questa volta è toccato alla provincia autonoma di Trento e mi auguro veramente che nei prossimi anni si possa continuare questa strada e questo percorso che anche da questo punto di vista non può che portare dei benefici concreti anche alla provincia di Belluno.
È donna ed è la prima volta per il pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. La nuova primaria è la dottoressa Luisa Borella, esperta in medicina d'urgenza. C'è sempre una prima volta e all'ULSS 1 Dolomiti c'è grande soddisfazione per la nomina della prima primaria donna al pronto soccorso del San Martino. Specializzata in medicina d'urgenza con un corso di perfezionamento post laurea in medicina di montagna, la dottoressa Luisa Borella arriva dall'azienda sanitaria di Treviso, dove è stata dirigente medico all'unità operativa del pronto soccorso al Caffoncello. Sono molto felice di tutto quello che ho trovato, perché ho trovato nelle persone che lavorano in pronto soccorso delle persone motivate, preparate, competenti, molto dedite alla loro professione. Vicentina, originaria di Bassano del Grappa, la dottoressa Borella sostituisce il dottor Guigù da 3 mesi in pensione. È un motivo sicuramente di soddisfazione come azienda di essere riusciti a esaurire tutte le fasi della complessa procedura di selezione del direttore dell'unità operativa del pronto soccorso di San Martino di Belluno. Iter velocissimo nonostante gli annosi problemi di reperimento del personale medico che valgono per Belluno, per il Veneto e che si estendono a tutto lo stivale. Dopo le iniziative che con coraggio anche la nostra regione ha messo in pista, ci auguriamo che finalmente vengano adottate delle decisioni che ci consentano anche di vedere con maggior anche tranquillità anche la gestione delle nostre unità operative. Valorizzazione del personale, costruzione di una sanità integrata con il territorio, gli obiettivi della neoprimario del pronto soccorso del San Martino, che dal punto di vista organizzativo conta su 10 medici, 30 infermieri e 11 ausiliari. C'è spazio per aumentare l'organico e si sta lavorando all'implementazione del turno notturno, che a breve sarà coperto da 2 medici anziché da 1. Sabato sera dalle 21:15, appuntamento imperdibile con il documentario Veneto in ginocchio, realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini e suoni di quei terribili giorni nei quali Antenna 3 fu un punto di riferimento costante per le popolazioni colpite, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione. Appuntamento dunque sabato sulla nostra emittente alle 21:15. Siamo quasi al termine, vi ricordo questa sera 20:10 con in studio Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, e Mara Manente, direttrice CISET. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Ogni Santi in compagnia del bel tempo stabile, in attesa della perturbazione in arrivo da sabato. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 1 novembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà una bella giornata con cielo sereno ovunque, vedete. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi sui 14 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche foschia mattutina sui settori meridionali della nostra regione, più soleggiato invece altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.